l'inganno della grande arte che rapisce, stupisce cuori e anime, a volte anche in alcuni casi, in quelli più fortunati, ma soprattutto i più illuminati, anche i cervelli. Questa è l'unica cosa che si può dire di Ennio Morricone, un grande italiano, un grande cittadino del mondo che poi tra le altre cose i ricordi post mortem sono sempre scadenti in generale, perché bisogna ricordare le persone in vita e probabilmente lui ci ha lasciato un'eredità importante che ci porteremo avanti per chissà quanto tempo regalandoci le più belle musiche da film e non solo, e tanti suoi colleghi, amici con cui ha condiviso delle passioni incredibili per il cinema attraverso grandi pellicole lo hanno ricordato come uomo, un piccolo uomo con una testa, un cuore e una sensibilità grande da riempire il mondo di grandi capolavori. Buongiorno e ben trovati. Buonanderò, caro il mio Fabio Bonifacio Vincenzi, grazie a Luca Chito, grazie a voi che anche oggi ci date spazio all'interno delle vostre pupille gustative per godere di quanto la redazione di Onderò ha preparato per noi, perché sia Fabio che il sottoscritto siamo i primi fruitori di quello che poi andrà in onda. Voglio subito elargire una comunicazione di servizio e la replica del nostro appuntamento sabatino è stata per motivi di palinsesto anticipata, non più prevista per le ore 21 ma per le ore 19. Come mi hanno dato questa notizia, come mi hanno consegnato questa notizia, ho detto questa è la premialità e la meritocrazia che certamente trova spazio in Calabria al di là di ogni altro concetto ideale, si materializza proprio. La direzione artistica della televisione che ha gradito, della rete, che ha gradito quindi il prodotto che viene fuori dal nostro contatto con voi, che siete i primi protagonisti di questo nostro spazio, e quindi ci ha premiato mettendoci in un orario, pensando che magari no, pre-cena potrebbe essere anche se un po' più accaldati, ma con una compagnia importante. Perché poi alle 21 che succede? Che la gente, anziché vedere la televisione, esce. La valutazione è stata questa, la valutazione certamente è stata questa. Capiamo quanto affetto ci sia nei confronti di Fabio e del sottoscritto e anche di Luca, perché è uno di quelli che si svenano letteralmente per tener testa alle tante richieste che arrivano dalla redazione di Onderò. Errante, prima di cominciare io volevo fare una comunicazione. Una era questa relativa all'orario, al palinsesto spostato, perché stavo per tatuarmi addirittura io, per non dimenticare che noi andavamo in replica alle 21, per fortuna che era occupato il signore dei tatuaggi, perché sennò l'avrei scritto proprio sul braccio, alle 21, e quindi avrei fatto una delle tante mie baggianate, ecco, diciamola così. Ma lei non baggiana, Fabio Bonifacio Vincenzi, lei non baggiana. Ma lei ha la PEC, Errante? Ha una PEC? Ma lei pecca. Come si dice? Chi non ha una PEC scagli la prima pietra, per cui è chiaro, no? È assolutamente, è certo che io abbia la PEC, ma perché mi chiede questa notizia in diretta? Le chiedo questa cosa in diretta, ora non per comunicare alla PEC, ma volevo dirle che è arrivata una proposta, quindi la restituisco anche in redazione perché è una cosa che abbiamo in fase di valutazione. Scrivono dall'assessorato alla cultura e al turismo della regione di Pecorina da un pezzo e ci hanno proposto uno spot. Chiaro è che ci sono anche dei limiti di budget, sono 1.700 euro in tutto, compresa la distribuzione, dobbiamo occuparci di tutto. Però dicono che sarebbero onorati, addirittura il Presidente in persona, di affidare a noi uno spot su Pecorina. Grazie. Voi lo sapete che noi siamo quelli che veicolano la cultura a 360-90 gradi e in quanto proprio residenti a Pecorina, noi viviamo a Pecorina, respiriamo a Pecorina, lavoriamo a Pecorina, andiamo in vacanza a Pecorina e soprattutto nei nostri rapporti siamo sempre pronti a che si sviluppino proprio a Pecorina. E vogliamo morire a Pecorina, questo è proprio il massimo. Uno che è un po' meno disponibile alla cultura dei 90 gradi, invece lo vedo già in collegamento, è il mio personalissimo amico, ma a questo punto anche di Fabio Bonifacio Vincenzi e anche dei calabresi e non solo, di quanti ci seguono anche online.
nello streaming di Teleeuropa Network, ed è l'ingegnere Domenico Corchiola. Bentornato Domenico. Ciao Domenico. Buongiorno cari, buongiorno. Che figata, guarda com'è professional anche in macchina, ha parcheggiato, c'ha la sua cuffia. Lui non avrebbe dato defezione, e quindi è uno puntuale, è un rigorosissimo, è questo che mi fa impazzire di questo giovane, magnifico, geniale, genietto come lo dico io, per una forma di assoluta affettuosità. Mi onoro anche della sua conoscenza, per aver condiviso un bel tratto di vita, nonostante gli anni siano molti quelli che ci separano. Però quando c'è l'idea, lo sviluppo dell'intelletto tramite il confronto, si riesce a trovare sempre una via di comunicazione. Allora Domenico, per evitare che io diventi veramente prolisso e verboso parlando del nostro rapporto, cosa ci consegni questa settimana per evolvere nel negozio a domicilio.it, questa applicazione, questo luogo immateriale ma al tempo stesso materiale, dove non hanno accesso gli speculatori, i ladruncoli, i truffatori, quelli che pensano di poter essere più scaltri e furbi degli altri, dimenticando che la furbizia è un patrimonio animale, degli animali, e non dell'essere umano, che invece è detentore di intelligenza. Che nuove, Domenico? Francesco, io questa settimana voglio consegnarvi una storia. Avevo deciso di farvi una sorta di inciso su come si lavora sul negozio a domicilio, però voglio consegnarvi una storia che continua a perpetrarsi in quella terra che viviamo, che è la Calabria. Ogni volta che io apprendo notizie sulla Calabria non posso fare altro che pensare al Trentino. E mi spiego meglio. Il Trentino inteso come terra in cui ci si aggrega per uscire come unica offerta per poter fare il mercato. Tu mi definisci in maniera molto affettuosa genietto. Francesco, io ti cito Picasso, perché Picasso dice che il talento crea, il genio copia. Io continuo ad avere notizie di cloni di negozi a domicilio, ma continuamente ne escono di nuovi, ne escono di più performanti, ne escono di assolutamente meglio indicizzati e quant'altro. Ora che il Covid, diciamo, sta per diventare un brutto ricordo, anche se sappiamo bene che non possiamo giurarci che sia così. Continuamente cloni. Al tempo, quando noi siamo usciti il 2 aprile con negozi a domicilio, abbiamo ovviamente, essendo staccati dalla società, abbiamo chiesto supporto un po' a tutte le istituzioni, nelle maniere più colorate, dalla mail, al fax, alla telefonata, all'amico che conosce l'amico dell'istituzione, per aiutarci a spingerla questa piattaforma del tutto solidale. Ovviamente, tranne qualcuno, vedi il Comune di Cosenza, vedi qualche altra piccola istituzione che ha sposato il progetto, ci ha aiutato a promuoverla, tutti gli altri o non ci hanno risposto o ci hanno risposto che non erano interessati. Tutte queste istituzioni continuano a creare questi cloni. Ora, partendo dal fatto che mi fa immensamente piacere essere copiato, perché vuol dire che se qualcuno mi copia quello che io ho proposto è una buona cosa. È l'idea che vince, è l'idea che vince sulla... È l'idea che vince, mi fa piacere, mi fa tanto piacere. Sai che cosa perde però, Fabio? C'è una cosa che perde, è che noi così disperdiamo le forze. Noi non abbiamo l'incidenza di un solo sistema che, ripeto, nessuno vuole che sia il mio. Quando io l'ho offerto alle istituzioni, io ho detto sposatelo, tanto non c'è niente da guadagnare, fatelo vostro e rendetelo pubblico ai vostri associati. E
ergo così disperdiamo Posso quelle farti che una sono domanda, Domenico? Posso farti una domanda nello specifico? Perché ho visto annunciata una conferenza stampa prossima settimana in Pompa Magna con tanto di dirette sui social. Ma per esempio Scusate, Confcommercio... vorrei, perdonatemi se vi interrompo, ma su cazzi di programma ci segno pure io. Ah, Scusate, no, io vorrei capire di che stiamo parlando, perché Domenico giustamente dice tu intervieni con, mi sembra, dovizia di particolari, mi spiegate che cosa è successo, io che sto godendo. Forse non è successo questo che stava provando a dire Domenico. Non è successo, io vorrei capire che le istituzioni allora parliamo di sposato istituzioni. A quale istituzione mi sto riferendo? Fabio, Francesco, il Pompa Magna è fatto da chi? No, nel senso che stavo provando a dire, non so se lo sa Domenico, che ho letto una notizia che girava, è stata rimbalzata anche dai social media, in cui Algeri della Confcommercio promuove questi negozi di prossimità. Confcommercio Cosenza, nella persona del presidente Klaus Algeri, sì. propone cosa? No, stanno promuovendo un'azione sui negozi di prossimità, sul fatto di utilizzare i negozi che stanno più vicini. E promuove un'applicazione? Probabilmente lo scopriremo post conferenza stampa. So che parteciperanno il vicepresidente, che è molto attento, o comunque si è dichiarato attento a quelle che sono le attività produttive piccole, e poi ci sarà anche l'assessore Orso Marso. Allora io mi chiedo, e chiedo a Domenico... Scusa, dalla redazione mi dicono io acquisto sotto casa. Sì. Dovrebbe essere è così questa che si applicazione. Chiama. Sì, perfetto. Che quindi... fra l'altro, grazie, guarda, siete splendidi, fra l'altro ha lo stesso nome di una città veneziana, Spinea, che ha varato un progetto Spinea Riparte tramite questa... cioè che però vanno a comprare sotto casa. Sì. Nel piccolo negozio, quindi voglio dire, non capisco se queste persone, o comunque l'assessore che è relativo alle attività produttive, quindi che dovrebbe avere a cuore quelli che sono i prodotti che noi riusciamo per l'appunto a produrre e non a mettere in commercio molte volte, si è fatto, come dire, si è preoccupato di guardare, di dare un'occhiata all'applicazione invece al movimento e al progetto lanciato da Domenico. Quindi questa era la domanda che... Domenico, perdona la mia curiosità, ma credo sia indispensabile a questo punto fare una domanda, perché ci sono dei canali istituzionali ai quali non ci si può sottrarre, per cui quando tu e il tuo team, il tuo gruppo di ingegneri informatici e non solo avete contattato le istituzioni, lo avete fatto in modo, scusami, istituzionale, con tanto di PEC, con tanto di presentazione del progetto? È accaduto questo? No, Francesco. No, e questo è un errore gravissimo, perdonami, è un errore di comunicazione, è un errore di presunzione nel mondo della comunicazione. Perché? Perché se al dottore Klaus Algeri si sono presentati 4 nobilissimi informatici che, a prescindere che abbiano sottratto l'idea a te o che l'abbiano avuta, perché l'esclusiva delle idee la possiede nessuno, capisci bene che un attacco nei confronti di Confcommercio, della Camera di Commercio di Cosenza, potrebbe essere arbitrario. Allora è importante comunicare e saperlo fare. E poi possiamo tranquillamente parlare di quello che è un nostro gap assoluto, che è la mancanza di cooperazione fra i tanti talenti, le varie genialità, ma questo ritorna anche a discapito dell'immagine della Calabria. Io voglio dirne una. Quando qualche lustro fa intervenne nella rappresentazione della Calabria quello che nel mondo sportivo agonistico era il rappresentante numero 1, perché campione del mondo, giocatore di una delle squadre più stimate nel panorama calcistico mondiale, e che era Rino Gattuso, Ringhio, cioè immaginarono addirittura di prendere i bronzi di Riace
è posizionare la mano dei bronzi di Riace sul cuore, sul petto. Cioè una stronzata così, ma gigantesca. È come prendere la Pietà di Michelangelo e fare allattare il Cristo morente dalla mammella di Maria Santissima. È veramente, questa è una terra nella quale la stupidità, la tracotanza, l'ignoranza, Domenico, qua parliamo di ignoranza, incapacità di fermarsi su un libro e studiare, di confrontarsi, dedicare del tempo. E ascoltare, in questa terra di merda continueremo ancora a chiedere i nostri diritti non avendo seguito la via istituzionale. Perché tu non immagini io stamattina che cosa non avrei detto a Klaus Algeri in quanto responsabile della Camera di Commercio se... Eccolo qua, vediamolo un attimo, questo, tienimi in sottofondo le immagini, grazie Luca, fai vedere quando questo bestiale regista fa mettere la mano ai bronzi di... Cioè, la Calabria dovrebbe essere rappresentata Greci, arabi, dal normanni, silenzio. pure loro sono venuti qua. La Calabria non ha bisogno di parole, la Calabria sono i bronzi di Riace inquadrati in un desertico museo di Reggio Calabria dove non se li è cagati nessuno. Abbiamo litigato se dovevamo decidere di mandarli negli Stati Uniti invece di mandare flotte di aerei che portassero dagli Stati Uniti a vedere i bronzi di Riace. Quindi ritorno e chiudo perché sennò poi divento non controllabile. Domenico, la comunicazione, se ci fosse stata, stamattina avrebbe ricevuto giusta mercede nella mia e nell'indignazione di Fabio, perché evidentemente gli amici degli amici sono stati più forti di te. Ma siccome la comunicazione non l'hai istituzionalmente inoltrata, perché hai immaginato che potesse arrivare un soccorso amichevole in Calabria, tutto quello che è gratuito o deve fruttare qualcosa ad uno scaltro e furbo, quindi ad alguna vurpa, o non viene apprezzato, o non viene apprezzato. Altrimenti non ti cagheranno mai, Domenico. Chiaro. Mai, e non avremmo neanche gli strumenti, per dire chiaramente, egregio direttore di questa istituzione, presidente, lei sta commettendo un errore. Questi altri giovani, illuminati anche loro, la prima cosa hanno pigliato il telefono, hanno chiamato a Orso Marzo, che è uno che si muova, no? E ci hanno detto, Orso, ma che potremmo fare? Questa cosa, poi hanno chiamato a Sperlì, che è nato che si muova, Sperlì, che dobbiamo fare? Tu non l'hai fatto confidando in che cosa? In qualcosa che in Calabria, purtroppo, ai noi, non esiste e che è il riconoscimento della meritocrazia. Tu, lo dico senza tema di smentita, sei un genio dell'informatica, cioè dovrebbero pregarti per favore illuminaci. Lo hanno mai fatto in modo istituzionale per dare anche a te quel decoro, quella rappresentatività, quella autorevolezza che è necessario nella conoscenza? Lo hanno mai fatto? Ti è arrivata sempre in sdici, parlaci tu che è amico, chissà quando vuoi. Cioè la merda della Calabria è questa. È questa la merda della Calabria, che chiameranno Muccino, chiameranno Raul Bov. Ma chi cazzo siete? Chi cazzo siete per i calabresi e per il mondo intero? Chi siete? Il nostro valore è Domenico Corchiola, sono i bronzi di Riace, sono tutte le meraviglie calabresi che sono state da sempre offuscate da piccoli interessi, da scarsissimo cabotaggio, Non ti preoccupare, allora adesso vi racconto una storia, sarò breve. Domenico,
fino a che non si insediasse il nuovo presidente nell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, il sottoscritto era responsabile della comunicazione e divulgazione scientifica, perché è dato soltanto ad un ingegnere poter raccogliere quanto preparato dai vari tavoli di lavoro e poterlo liofilizzare e renderlo elementare. Ci sono state le elezioni, io non dico neanche il mio emolumento perché faresti ridere. Sarebbe degradante per le mie conoscenze e per le mie capacità, ma non per il mio orgoglio professionale e per il mio entusiasmo. Io, tutto incluso, avevo chiesto, mi sono state offerte da una allora presidenza ordinistica di assoluta caratura 7.000 euro. Nell'ultimo consiglio d'approvazione del bilancio consuntivo ho appreso che la comunicazione e la divulgazione scientifica con la presidenza di Carmelo Gallo è costata all'Ordine degli Ingegneri di Cosenza 30.000 euro. Devo continuare? No, forse no, forse no. Devo continuare, non continuo. Mi sembra abbastanza chiaro. Allora, è un dato di fatto che in questa terra di merda ci sono dei soggetti che attuano quelle che sono i loro modus vivendi, con assoluta inciviltà e irriguardo nei confronti di altre umanità, con professionalità. Mi piacerebbe avere un confronto, grazie Luca, chiudiamo subito, mi piacerebbe avere un confronto con gli attuali responsabili della comunicazione dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza, avere un confronto con loro e capire cos'è la comunicazione e come la estrinsecano. Questa è meritocrazia, non da tagliare e da condendare poveromi di turno che continuerà a leccarvi il culo. Intanto diamo la linea alla pubblicità. Domenico, grazie, ti abbraccio. Grazie a voi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dunque, questa è una pagina importante, uno perché non è solo un mio amico, ma è un amico della Calabria ed è una persona che si batte e che va in sbattimento da parecchio tempo per valorizzare non soltanto un posto, ma che partendo da un posto che è il mondo, perché è uno di quei calabresi di ritorno importanti, una testa pensante, che ha creato una situazione di livello internazionale in un posto che si chiama Mantea, ai più conosciuto perché è una località balneare importante per la Calabria, ma dove poi è stato associato nel corso degli ultimi anni questo importantissimo festival che si chiama La Guarimba. È con noi Giulio Vita. Ciao Giulio. Ciao, ciao a tutti. Ti presento anche Errante perché è dall'altra parte. Ben trovato. Io ricordavo a Fabio che già un paio d'anni fa rimasi incantato dal tuo progetto e mi sentivo, in quanto calabrese, in quanto anche di origini per parte di padre amanteano,
vedere restituita a vita l'Arena Sicoli e quello scenario che sovrasta l'Arena Sicoli è un patrimonio per Amantea. Io mi metterei a piangere per una trascuratezza di questo tipo, e al tempo stesso un'emozione dirompente, quella per il quale non un amico di Fabio, perché hanno defraudato e svuotato di significato anche la parola più importante, che è amico. Sei amico di Fabio perché c'è un sentimento d'amore tra te e Fabio, come esiste fra gli amici. E quando un amico vede un amico possessore di genio, di intelletto, di voglia di fare in questa terra a tutt'oggi di merda, ve lo dico così possiate leggere il labiale, in questa terra di merda, di uomini inaffidabili, sono stato contento davvero. Scusami, e mi taccio, come dicono quelli che sanno parlare. Prego Fabio. Giulio, come stai intanto? Bene, 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 con tanta roba da fare, ma E i Guarimberi? Stanno bene anche. Oggi diciamo che non c'è nessuno in ufficio, gli altri che sono in Spagna invece già hanno preso i biglietti per venire, insomma sì, stiamo carichi, diciamo. L'idea di un villaggio globale, seria, concreta, che passa attraverso il linguaggio internazionale, è una delle forme d'arte più riconosciute, che è quella del cinema. Qual è lo stato dell'arte quest'anno, Giulio? Allora, questa sarà un'edizione molto, secondo me, molto interessante, molto, molto complicata, ma forse una delle più belle. Sarà molto sentita perché, vabbè, ovviamente avremo tutte le regole di sicurezza che dobbiamo seguire, sia noi che gli spettatori, però garantiremo le proiezioni all'aperto, al Parco La Grotta, al 7-12 agosto. Insomma, proprio ieri siamo andati a vedere la prima prova dell'orchestra di fiati di Amantea, che aprirà il festival il 7 agosto con un omaggio a Ennio Morricone. Sarà l'unico concerto che faranno quest'anno. Loro lo fanno ogni anno dentro la Guarimba, però quest'anno sarà molto più sentito, sia per Morricone, sia perché tornano a suonare, sia perché la Guarimba torna in piedi. Insomma, ci saranno molte emozioni secondo me in questa edizione. Sarà un concerto poi accompagnato anche da immagini? Fate una selezione di un montaggio, una post-produzione? Sì. Quindi anche interessante. È come rimusicare dei film che hanno accompagnato la carriera di Morricone, quindi... Sì, ci sarà il nuovo Cinema Paradiso, che già l'avevamo considerato come sempre, perché noi apriamo con Cinema Paradiso sempre. Ci sarà un medley, credo che c'è la canzone anche di The Mission. Ora non sono sicurissimo perché non voglio dire una cavolata che il maestro però sì, ci saranno comunque, sì, ci saranno un po' una compilation di quello che ha fatto il maestro, e sì, diciamo quello aprirà il festival. Senti Giulio, per ritornare a quello che diceva Francesco, e quindi partiamo nella fase pratica del discorso, grandi riconoscimenti da giornali nazionali e internazionali, si è ritagliata una fetta importante di attenzione dal punto di vista internazionale alla Guarimba. Qual è invece il rapporto che hai con le amministrazioni locali e con la regione soprattutto, rispetto al fatto che sappiamo che ci sono tanti progetti che quest'anno sono ancora in stand-by, che aspettano di poter bandi da pubblicare? Cioè, quali sono le situazioni che magari ti preoccupano, che vi stanno creando difficoltà? Allora, il comune di Amantea a gennaio è stato commissariato e adesso abbiamo 3 commissari, e questa è una realtà che purtroppo non è nuova ad Amantea. Devo dire però che onestamente per la prima volta con i commissari, visto che non sono politicanti, sono riuscito a avere un dialogo abbastanza logico e razionale, che questo sono 2 cose che sono un po' dentro, entrano nelle straordinario da queste parti, e mi hanno detto: guarda, ci stai offrendo un evento a ingresso libero per tutti, non dobbiamo darti soldi,
ti paghi anche l'elettricità, che dobbiamo dirti no. E ho detto, effettivamente, visto che dici, senti, magari ci fai conoscere anche qualche tua vicina parente di sesso femminile disponibile a farsi ingroppare. Credo che poi, ecco, questo amplifichi l'appetibilità per i nostri amministratori, no? Non tanto per i commissari prefettizi, quanto per gli amministratori, se ogni tanto riescono a sembonare un biscotto in qualche lattiera furiastica, cioè che arriva da fuori contorno, le piace, vabbè, è un valore aggiunto, diciamo. Ma di fatto quindi ti hanno dato questa possibilità degli spazi? Sì, diciamo che loro sono molto d'accordo con farsi il festival. Ieri abbiamo protocollato il piano tecnico di sicurezza, perché sarà il primo evento che si farà lì al Parco La Grotta. Insomma, riapriremo anche il parco, riapriremo l'orchestra, riapriremo un po' di cose, per cui abbiamo tante responsabilità, però insomma siamo molto gasati di fare questa cosa qua. Purtroppo con la politica locale, diciamo che come durante gli anni li ho un po' bacchettati tutti, perché da destra a sinistra questa cosa gli dà fastidio, allora provano a sminuire, anche perché l'ultima amministrazione appunto è stata sciolta per mafia. Io già ad ottobre avevo annunciato che sarebbero stati sciolti per mafia e mi hanno minacciato con denunciarmi. Ovviamente non hanno potuto, perché guarda, è accaduto. È accaduto non perché sono un profeta, ma è chiaro, se ti presenti con certa gente. E noi però abbiamo fatto una cosa molto intelligente dal mio punto di vista. Come abbiamo visto questo fiuto di 'ndrangheta, noi ci siamo rivolti allo Stato. Allora abbiamo cercato dall'anno scorso riconoscimenti dello Stato. Allora ci hanno dato l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Ieri ci è arrivato il patrocinio morale del Presidente del Consiglio. Perché? Perché vogliamo che, mentre alcuni personaggi hanno portato la mafia qua dentro, noi invece porteremo lo Stato, che in Calabria portare lo Stato è un atto rivoluzionario in questo momento. Una rivoluzione d'amore, questa è la verità. Verissimo. Senti Giulio, ma invece dal punto di vista del sostegno economico, mancando anche i bandi della regione, come fate ad andare avanti? Perché comunque le spese sono tante. Sì, quest'anno anche con la questione coronavirus è stata un po' complicata, e anche per il fatto appunto che ancora non è stato pubblicato il bando, l'avviso cultura della regione Calabria. Io solo all'ultimo perderò la fede, chissà, vediamo. Però guarda, devo dire che ci hanno aiutato, c'è stata un'azienda locale per la prima volta da Mantea che ci ha dato uno sponsor molto grosso, che è la Mediacare SPA, che vende i numeri verdi, sono stati... E che ringraziamo anche io e Errante per questo motivo. Devo ringraziarli veramente. Grazie. E sempre con il discorso di unirci, di portare istituzioni qua, e il discorso economico, che non avevamo una lira perché il festival è ingresso libero, abbiamo fatto una call alle ambasciate, perché l'anno scorso alcune ambasciate ci hanno aiutato e noi abbiamo chiamato tutte le ambasciate che conoscevamo. Allora sono venuti in soccorso gli Stati Uniti, il Canada, la Germania, la Norvegia, la Svezia, l'Irlanda. Insomma, sono venuti a avere una serie di... Abbiamo 11 ambasciate in questo momento che supportano il festival. Non c'erano, credo che mai stato in un evento calabrese 11 ambasciate a promuovere questa roba qua. Abbiamo il forum austriaco, l'Australia, l'Olanda, Flanders, insomma abbiamo 11 ambasciate di 4 continenti. Sì, insomma, grazie a questo siamo riusciti anche a non tagliare il budget agli operatori culturali del festival. Tutti i lavoratori del festival gli è riconosciuto il loro lavoro, e non siamo riusciti a aumentare lo stipendio, ma almeno siamo riusciti a non tagliare. È già fondamentale non tagliare, perché è importante, il gruppo di lavoro è fondamentale, soprattutto per quello che riguarda la Guarimba, perché poi questa è un'esperienza che io invito i telespettatori a fare. Francesco, dobbiamo andarci anche assieme, io ci sono andato. Certo. Intanto è un luogo magico dove accadono delle cose magiche, perché c'è veramente questa possibilità concreta dell'incontro, di conoscere gente che arriva da altri posti, di avere uno scambio concreto di idee, e ritengo che un posto come Amantea attraverso la Guarimba non potrà che crescere
e con Amantea anche un pezzo importante di Calabria, perché ricordiamo che c'è anche la fase del cinema itinerante, Giulio, e invece da quel punto di vista cosa accadrà? Allora, la fase di cinema ambulante che lo dovevamo fare a giugno, purtroppo quello l'abbiamo dovuto spostare a settembre. Lo faremo sia cinema ambulante in giro per la Calabria che anche faremo una residenza di cinema, come ogni anno vengono registi da tutto il mondo. Quest'anno saranno di meno ovviamente a settembre, però lo faremo. Sì, sarà una versione ridotta, però per noi era importante dare continuità al progetto. Chiaro. E non fermarci, anche perché siamo stati troppo tempo chiusi, non tutta l'Italia, la Calabria in particolare, secondo me già questo è un paese senza cinema, senza teatri, e secondo me abbiamo molto bisogno di una proposta culturale, di dare lo spazio pubblico, no? Recuperare gli Certo, spazi. chiaro. A maggior ragione che il fatto che il tuo festival, lo ricordo, è un festival a ingresso gratuito per tutti, quindi una forma di democrazia esercitata all'ennesima potenza. Lanciati lo spot, ricorda quali sono i periodi, per favore, Giulio. Allora, vi aspetto al Parco La Grotta di Amantea dal 7 al 12 agosto. L'ingresso è libero, sono più di 175 cortometraggi da tutto il mondo, abbiamo anche uno spazio per i bambini che si chiama La Grotta dei Piccoli. E niente, vi aspetto là per riportare il cinema alla gente e la gente al cinema. Grazie Giulio. Un abbraccio grande, Giulio, ci vediamo. Grazie. Ciao. Grazie a voi per lo spazio, davvero grazie. Ma assolutamente, ma chi è l'assessore? Ma c'è il commissario? Ah, l'assessore regionale? Orso Marso? No, dovrebbe essere, lui ne prenderebbe più di uno, ma in realtà dovrebbe essere Spirlì il suo interlocutore. Io quindi mi auguro veramente, facciamo un messaggio Spirlì, cioè voi avete la disponibilità dei portaborse e cioè avete dei danari. Io vi invito ad un atto di intelligenza, lo dico ad Orso Marso che è intelligente, lo dico a Spirlì che è sagacemente intelligente. Anziché accontentare 21, 22 con zanno fanno con un bicchiere, una consulenza mettetela a disposizione di chi ha una storia, di chi ha inventato. Lo dico anche per il mio amico Domenico Corchiola, ma non perché io possa poi un giorno restituire questo come debito al mio amico, ma perché è bello che ci sia un riconoscimento meritocratico. Su 20 che ci sia uno che lo merita, continuerete a fare le vostre cose, ad organizzare all'atere attività che possano trarre dei benefici. Io non lo so se lo fate, non lo fate. Per certo so che la meritocrazia in Calabria è offesa, è calpestata, non è riconosciuta, a vantaggio invece della cultura a 90 gradi. A proposito di questo, visto che Giulio se n'è andato, ricordiamo, poi lo ricorderemo nei prossimi numeri anche di tutto ciò che accadrà, perché si sta muovendo qualcosa con la forza ovviamente del pensiero e la forza di lavoro delle persone. Ma a proposito di questo, a stare a 90 gradi, c'è un appuntamento importante perché introduciamo l'ospite che abbiamo ora per quello che riguarda il giro istituzionale. Abbiamo fatto un giro in lungo e in largo, abbiamo sentito il presidente della regione di Pecorina, abbiamo sentito il primo cittadino e ci sembrava quanto meno doveroso arrivare anche alla istituzione che raccorda poi il territorio di Pecorina Don Pezzo, quindi il presidente della provincia di Pecorina Don Pezzo che è con noi. Fancucci, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Eccolo là in collegamento. Presidente. Presidente, ci sente? Grazie di questo pensiero che avete avuto, mi stava sciacquando una mutanda. Anche se dico la verità, mi pensavo che non mi avessi intervistato, visto che mio amico Faterno, visto che ogni volta che io mi allo buttichino mi dice io che te si numero Faterno, palle, visto che a lui vedo siete già fatti, all'amico sindaco Pasquale Iasco voi siete fatti pure. Quando ho visto che vi stavate facendo pure un figlio del sindaco Pier Pasquale e Iasco, e ho pensato chissà mio me cacano manché sciscio, e mi sono sentito un pochino trascurato, seppure nel caos carmo della karma apparente, e ho pensato con questi evidentemente da vasellina non serve, mi faccia crudo, e a Giumegito ugli a piscià. Chiedo scusa un attimo se intervengo.
è la prima volta che lei, Fabio, incontra il presidente della provincia di Pecorina da un pezzo, Fancucci, e volevo dire che lui è un dettista, cioè uno che proprio di getto fa i detti, li produce come una sorta di non di colica. Ascende panza. Ecco, lui fa i detti ascende di panza, quindi è un dettista. Ma infatti io comunque pensavo che quando lui ha asserito a Iume Cittung a Piscià, mi perdoni anche per il mio non saper parlare, il dialetto di Pecorina per l'appunto, io ho pensato che lei avesse sbagliato, ma per rispetto ovviamente, per il primo incontro, per rispetto La istituzionale... nobilezza, cara errante, non appartiene solo a te, ma anche a chi al tuo fianco si pone, ai cosiddetti fiancheggiatori, i tuoi fiancheggiatori, il tuo amico dottore Bonifaci riceve tutti i miei complimenti. E mo mi viene di dire, proprio con una scindepenza, chi va con l'alto si gode d'altezza, chi va col basso da bassezza. Cioè, io ritengo veramente molto interessante, Presidente, ma tornando al detto, insomma, alla sua reinterpretazione del detto, mi incuriosisce molto come lei lo ha reinterpretato, per cui... Allora, a Giume Cittung a Piscià ha un carattere 1 e un carattere 2. Il carattere 1 è che se devi fare la pipì non farla nel fiume, perché inguini i fiumi con le tonnellate di cocaina che ti butti dentro di te, drogate pure i fiumi. Se ci fate da pipì di dentro, drogate i fiumi e drogate i mare, perché i fiumi arrivano al mare e drogate i pesci, sia dell'acqua dolce sia dell'acqua amara. Ma anche, e quindi chi si zumbano fuori dall'acqua c'è disturburata, arrebbi i delfini spiaggiati, no? E mentre sta là con un porco che fai da pipì, te spunta una giota salmonato, un salmone giotato, un delfino, uno squalo, un pesce scorfano, e te mangia lui. Dimmelo tu cos'è. Anche mi sento veramente illuminato, un po' confuso ma illuminato. Presidente, però volevo farle anche una domanda, entriamo nel tema. Cosa è cambiato per quelli che stanno alla provincia di Pecorina dopo il Covid? Ma diciamo dopo la fase di clip down è riesplosa la voglia della gente, a tal proposito Civiglio, mandiamoci ad immagini, vi faccio vedere proprio nei 155 comuni a Pecorina come si sciavano, si ricriano, insomma, sono ritornata alla calma. Guarda, dici che di mezzo guarda, cosa bella. Gli abitanti della provincia di Pecorina da un pezzo, liberi, non mi pare che ci sia questo distanziamento sociale poi. Comunque, voglio dire... Che succede? Infiltrati ce ne sono, Presidente? Ma, errante. Non mancano mai i furbetti ed un muretto, dici, dove comunque con l'aiuto delle telecamere 24/24 teniamo sotto controllo tutto quello che succede. Pure in questo caso abbiamo firmato a dove si vede un cornuto che poteva violentare proprio gli eccessi a uno dei tanti comuni che ci sono dei 155 comuni della provincia di Pecorina. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo caricato 2 fusti di ueglie Fausto. Avevamo fatto proprio bollente, ci avevamo scivolato dell'Appennino, già tutti d'Appennino ci abbiamo scivolato, e quindi su 2 settimane non c'è nulla più. Trovo delle idee geniali. Presidente, mi incuriosisce molto questa sua propensione alla creazione dei detti e quindi le chiederei, se non le dispiace, qualche altra sua creazione. Presidente, oramai ha conquistato il nostro Fabio Bonifaci. Che ci faccio, non lo so solo che mentre faccio me li faccio a tutta, a crudo o cuotti. Erra, sì. Signor Bonifaci, chi siamo, no? È con uno spirito che mi è uscito mora, non so se voi mi siete testimoni. Mi sono spurzato e fatto anche qualcosa anomala. Abbiamo veronese maniera proprio spontanea. Allora io poi mi dico, no, tu che sei così cromistico, ti avrebbero preso ed hai detto alla provincia se ti avrebbero detto così. Comunque, Presidente, volevo dirle, sempre per restare in ambito istituzionale, fra i tanti interventi della sua provincia, cosa ha pensato per la ripartenza dell'anno scolastico, per le scuole? Zero. E le scuole servono solo per dare i voti, puntine, alle elezioni. Ma, Presidente, chiedo scusa, questo è un altro momento creativo. Perché? Che hai detto?
Le scuole servono solo per i voti, cioè, è un'affermazione importante. Bella. Chissà è bella, minchia come è bella chissà, oh. Mi viene alla pelle ocra proprio, non per dirmi, ma tanta grazia tutta mia, non è un peccato, mo, la verità, Presidente, dicono la stessa cosa di lei anche per gli incarichi, cioè che... Va bene, odi senza odire, udi senza odire. Presidente, lei è una fonte inesauribile di saggezza e questa è una cosa che mi fa piacere. Posso chiamarla onorevole? Mi dà il permesso? Allora, tu sei molto educata e quindi mi puoi chiamare come vuoi. Pensa a mio cugino Orso 7 quando eravamo guaglioni. Mi chiamava un minchio, zia Magikawa, mi chiamava a muccia caparatutto. Allora dico, chi è senza peggio compie il primo peccato. Vabbè, qua entriamo proprio nell'eccellenza, direi, escatologica proprio del suo essere dettista, Presidente. Ma scusa, perché che hai detto Monica, io parlo... È come che ha detto il Presidente, chi è senza pietra compia il primo peccato. Ma che te posso dire, rimegno pure io stonato, certe volte, no, piglio lo specchietto dove fondotinta e una ingegnera dei miei, che le came cresci via, diciamo, no, è lo buono stare, E beh, io mi guardo giù lo specchietto e mi interrogo. Mi faccio proprio da sema, dicemi un argomento a piacere per ingegnere, da così vedi me te segnare su il bretto pure se sema, io va bello, che poi magari te che avevo fatto apposta in un altro momento, e mi faccio le domande, mi do le risposte, ma come cazzo faccio io, no, poi mi faccio da autocritico, ma tu, ma come cazzo fa il presidente della provincia, a pecorina, certe volte a Gione e palla, mi venisse la guia e mi rimette proprio. Presidente, però volevo chiederle, visto che i tempi stringono, prima di congedarci, un altro detto, almeno uno. Con tanta classe non posso trattarti come un bidello, e allora ti dico sì. Vabbè, mamma mia, chissà, è proprio una bomba atomica. Cioè... Ma perché? Perché? Che ritmo? Con tanta classe non posso trattarti come un bidello. Proprio... Chissà è bella donna, chissà, un'altra volta. Minchia come è bella minchia, oh. Minchia che bella minchia, mi viene alla pelle ocra, non per me dire torno, ma tanta grazia, no, tutta uno, non è proprio un peccato, la verità, cosa avete detto avendo detto. Grazie mille, saluto a tutti Presidente. quanti, grazie, la prossima volta magari si mi intervistato di cu, primo, secondo, terzo, no? Presidente, mi scusi, ma pensavamo di chiudere in bellezza. Diciamo, che poi c'è sempre un occhio di riguardo, voglio dire, o no? Chiaro, c'è chiarissimo. Chiarissimo. Perfetto. È stato grande e ovviamente notevole l'intervento di Fancucci perché siamo a livelli altissimi. Sì, c'è una creazione spontanea. Sì, è proprio a detta scendi di panza li vengono, come a tutti i nostri politicanti. Parlano veramente a scendi di panza. Quando li senti parlare capisci che hanno un background, un sottoterra che rimane lì sotterrato. Non più nell'armadio, lo scheletro non si mette più nell'armadio, basta, ma sottoterra, underground. Ritorneremo tra poco, grazie Fabio. Grazie a te Francesco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Esco da casa ed è un'onda, un effluvio, un puzzo mortificante, in alcune folate nauseabondo, e resto lì, meditabondo. Non capisco se resto lì meditabondo perché paralizzato dal rifiuto o resto paralizzato come il rifiuto perché nessuno lo raccoglie, nessuno lo accoglie. Non esiste discarica presso cui trovare accoglienza. Tutto pieno, non si accettano prenotazioni. E tutto sold out. Tutti esauriti i luoghi preposti. Tutti esauriti i proprietari di discarica. Tutti esauriti gli amministratori. Esauriti i presidenti di regione e provincia. Esauriti i sindaci. Anche se questi ultimi godono del vantaggio assuefazione. Sì.
assuefazione del senso. L'olfatto, tramite sofisticati meccanismi cerebrali, dopo un po' di tempo codifica il puzzo, il lezzo, l'anomala zaffata come normale. E quindi, nonostante tutto, non percepisce neanche il fastidio. E come è noto, se cessa il fastidio, cessa la spinta a dar mandato alla intelligenza per risolverlo. E se nulla cessa, è tutto un cesso. Pian piano i cumuli diventano arredi urbani, diventano cassonetti a cielo aperto. I liquami che da essi percolano materializzano fogne, sempre. A cielo aperto e sotto questo sole estivo, i sensi diventano distorsione di quelli originari. La vista non vede cumuli schifosi, ma semplici luoghi di assembramento, presso cui diventa naturale vivere la quotidianità. E proprio per essere ligi al dovere si deve indossare la mascherina. Intanto che meditabondo medito, sono sempre lì davanti al portone di casa dove l'egoismo innalza un monumento. Il monumento dei rifiuti, sì. Un muro non certo a secco, ma in umido, perché in casa il rifiuto non può restare. Davanti al portone, sì. Dove abito io vive gente nobile, indiscutibilmente, ma con senso civico di merda. Quando non ravvisi il bisogno di partecipare, per il poco che si può, a rendere decoroso il pubblico, il senso civico, compromesso come quello dell'olfatto, attesta la presenza dell'assenza. Mentre meditabondo medito, sempre a proposito di rifiuti, riavvolgo il filmino a pellicola sgranato e cioppato della mia vita. E i rifiuti di una vita si dispongono a pila, quelli più lontani a base della stessa, quelli più vicini ancora vividi e chiari. Lei non ha diritto a nessun sostegno. Il 2018 aveva reddito incompatibile con gli ammortizzatori sociali di oggi. Lei ha diritto a nessun riconoscimento, perché le 2000 indennità di accompagnamento previste per quest'anno sono state assegnate, di più non si può. Chi resta fuori si rivolga ai santi e semmai se la prenda con il governo, se la prenda con chi prima di lei ne ha fatto richiesta, a prescindere se la motivazione fosse vera o falsa, originasse da una valutazione medica o da una corruzione. Fermi qui e vada. Vede, lei stringe la penna e firma di suo pugno. Non prova vergogna a richiedere l'indennità. Non prova vergogna a dilapidare il tempo di una delle tante commissioni INPS. Vado via e mi sento un delinquente. Ma come cazzo fai con un fottutissimo cancro ad avanzare richieste a dir poco inaccettabili? Mi chiedo. Però subito mi consolo pensando che prima o poi dovrò pur morire ed allora la mia condanna a morte nel braccio della vita sancita con la mia nascita sarà espiata e che cazzo di puzza! Il senso che valutavo assuefatto da presenza attiva di sé ancora non si è corrotto per come mi darebbe sollievo dal puzzo dei rifiuti. Mentre meditabondo medito, sempre a proposito di rifiuti, riavvolgo il filmino a pellicola, sgranato e cioppato della mia vita, ed i rifiuti di una vita si dispongono a pila, quelli più lontani alla base della pila, quelli più vicini ancora vividi e chiari, quelli più vicini ancora qui. Signora, suo figlio, per quanto piccolo di età, è una gran rottura di coglioni. Sta mai fermo, ha l'argento vivo addosso e per me è una palla di piombo. Pagherei oro per non averlo in classe, ma visto che non saprei a chi pagare, le rendo noto che se ancora per il prossimo anno apparirà nei nominativi della mia classe, io mi metterò in aspettativa. Non spendiamo inutilmente soldi
questo istituto scolastico, per essere adeguato sismicamente, ha bisogno di talmente tanti danari che piuttosto conviene demolirlo che costruirne uno nuovo. Taccia e non replichi, faccia il suo lavoro e non dia consigli al sindaco. Ma cosa ne sa lei di costruzioni, di demolizioni, di vie discorrendo e di compagnie belle? Altri rifiuti. Sono pieno di rifiuti. Siamo stracolmi di rifiuti, dentro e fuori. Non hai il tempo di ricordarne uno che devi catalogarne uno nuovo. Giusto o ingiusto, non importa. Signor Vigile, sono in tripla fila. Sono mancato 2 minuti per uccidermi con qualche pacchetto di sigarette acquistato al tabacchi. La prego, strappi la multa, la prego. No. È l'ennesimo rifiuto per oggi. E in generale. Meditabondo, mi sento toccato, mi sento sollevato, sorretto, spinto, e mentre penso a quanto sia utile la meditazione per l'innalzamento dello spirito, 2 Ercoli mi stanno prendendo di peso per depormi tra i rifiuti soliti umani, quelli che oltre all'olfatto hanno perso anche la voce e la faccia e che in qualche occasione vengono supportati dal 5 per 1000. Vada a discarica ma accetti di non dirlo. Rifiuta? Rifiuto. Quanti rifiuti, Errante, quanti rifiuti? Quanti rifiuti e quanta emozione, perché l'incontro con lei, caro Fabio Bonifacio Vincenzi, mi ha consegnato quell'abbandono che gli autori hanno nei confronti degli intelletti più spiccati, più nobili. Nel suo caso, da regista, ha guidato questo testo scritto da me e interpretato da 2 magnificenze che mi auguro per le prossime 2 puntate si riesca ad avere qua o in collegamento Skype o in altro modo, perché io la prima volta è difficile dimenticarla, no? Mi si abbatte anche la voce perché c'è un'emozione infinita vedersi così onorato da dei professionisti, quindi grazie. Intanto la penna è fondamentale. Io poi ho fatto molto poco perché in realtà ho trasferito loro, conoscendola magari un po' di più, semplicemente qual era l'essenza, che però hanno colto subito perché è arrivata, ha colto nel segno, e tra altre cose è una cosa che li ha divertiti e si vede per come poi ci hanno giocato su probabilmente ci sarà anche una prosecuzione, insomma. Se la sua penna sarà ancora fluida e avrà voglia di divorare pagine bianche, probabilmente qualcosa potrà succedere. E quindi grazie a Francesco Rizzo e grazie ad Ada Roncone, che mi auguro veramente di poter abbracciare, Covid permettendo, con tutte le cautele, idealmente, e di averli presenti nel nostro Ondero nelle prossime trasmissioni. Ad Algeri mi piacerebbe, Presidente, per fare quello che presenterai in pompa magna quando? La prossima settimana, da quello che ho capito. Settimana prossima, per questa applicazione, per questa idea. Sarebbe stato bello se lei avesse bandito un concorso per mettersi alla ricerca di talenti calabresi, non che non lo siano quelli contattati direttamente, ma una presidenza illuminata, qual è la sua, alla Camera di Commercio di Cosenza. Capisco che è un luogo che bisogna mantenere con delle disponibilità, con delle entrature da consentire, ma è ugualmente entusiasmante poter ricercare veramente il meglio in questa terra. Lo dico ad un altro illuminato e mi auguro che sia illuminante, Orso Marso, lo dico ad un altro illuminato e mi auguro illuminante, Spirlì. Ecco, un bel bando, non da banditi ma da bandire per le intelligenze calabresi. Io sono fiducioso perché la fiducia muore 2 secondi dopo il corpo, per cui veramente spero che questa Calabria possa
possa finalmente volare alto. Senta Arlante, il problema dei rifiuti, perché questo è un problema importante, stiamo vedendo che poi le cronache dei giornali, anche della nostra redazione, sono pieni di lamentele che arrivano da Reggio Calabria, quindi i rifiuti sono un problema serissimo, serissimo. E a questo punto, visto che ho preso degli appunti, la nostra redazione funziona, ci sembra opportuno affrontare il tema dei rifiuti, cioè della spazzatura, che da tempo immemore non si risolve né con assessori e men che meno con commissari. E quindi c'è un ritorno nel nostro Ronderò perché interpelliamo il maestro Delfino Merluzzetto Piragna, che è depositario del tomo Il Faggiano Jonathan, Il mio bagno, il mio living, la mia cucina, il libro Immortale per comuni mortali, dettato a Cornelia, la madre di Cracco, da Nostradamo, detto Nicola, certamente prevede una conclusione della vicenda in positivo o in negativo che sia, per cui chiamerei la sigla a Luca Chito e l'introduzione del maestro che è qui con noi. Gigio, sono già in ansia io. Sorelle, fratelli e amici degli amici degli amici, il Faggiano Jonathan sia con tutti voi e col vostro spirito sardo, e soprattutto da povertà sia con voi. Vi scordate l'uncinetto. È nella povertà che si respira la vera libertà e questo non ve lo dimenticate prima di ogni cugina e cugina, comare e comare, compare e scompare, amici degli amici e amici. Invochiamo a questo punto la discesa del Faggiano Jonathan, che ci sia proprio zia. Questo è un momento questo è un momento di grande tensione. Faggia! Oh, Faggiano, chi potrebbe senza la tua aria? Chi? Faggiano. Ora sono pronto a sentire mortificato quale soluzione mortificata mi chiedete. Per quale problema chiedete udienza alle mitiche quartine e i quartini di nostro Adamo Nicola detto? Maestro, se è possibile risolvere il problema dei rifiuti tramite la sua conoscenza delle centurie del profetico Nostradamo e se in esse è profetizzata la soluzione, se sì, soprattutto, se soluzione c'è, come accadrà? Come è possibile? Come sarà possibile? Bene. Non ho capito nemmeno una parola e questo significa come io non abbia merito. Ma scusi un attimo, quell'altro figuro di questo programma, che figura facesse a paragone di te, che si vede che ti erigi ad alti livelli, che lui ti dovesse guardare con un binoculo, ma non lo vedo. Intanto, a chi si sarebbe messo alle visioni orrore, ho fatto d'invito alla povertà all'apertura, quella che soddisfa nessuna materialità, ma che alimenta lo spirito, lo solleva. Datevi una leva che vi sollevi il mondo, una leva che fa? Leva, caccia, svuota, toglie e quindi alleggerisce, anzi favorisce il sollevamento, solleva. Immaginate un mondo di abbattuti e cosa volessi sollevare? In un mondo di abbattuti abbutti. Invece, se metti da parte gli abbutti e l'abbuttamenti, infeci in un mondo affamato di spirito, grosso e grasso spirito, ma perché spirito lieve, e presto sollevato e in atto. Il cielo, le sue stelle sopra di me, e l'immoralità dentro di me, la morale dentro di me. Nascosta e camuffata, è veramente meraviglioso, è eccezionale, maestro, lei è superlativo proprio, io non riesco a trovare nemmeno le parole per dire. Maestro, scusi, ma cos'è successo, maestro? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto, maestro? Immobilizzato. Addirittura, cioè questa non mi era mai accaduto di vedere una cosa del genere. Cosa vuoi che ho fatto? Niente di che, rimarrà così senza disturbare, perché oggi voglio solo la tua voce nelle mie orecchie. Intanto sia quartina e quartina sia, dalla quartina centuria del sesto centurione. Riguardo la profezia sulla spazzatura, per 40 anni l'arcobaleno non splenderà, per 40 anni l'arcobaleno tutti i giorni sarà nel cielo, la terra arida aumenterà in siccità
e grandi venti spazzeranno e la renderanno nettezza alla vita. Quindi tutto si risolve. No, quindi è una buona Anche notizia. se ci vorrà un po' di tempo, 60-70 anni. Ma ora vado e vi ricordo che pensate che danari e ricchezze diano la felicità, non la diamo la felicità, non che non la dà. Allora rincorrete orso la povertà, che in tanti in terra, che in tanti in questa terra pure che non la ricorre, sarà lei a scovarvi la povertà. Col pusher degli stupefacenti, lo stupefacente degli pusher vi scoverà. Infine, vi ricordo che io ricevo il lunedì ad Arcavacata in locazione all'Università di Arcavacata presso Statica e Dinamica e Patologica, mercoledì presso la cittadella regionale nella stanza del Presidente in bilocazione e infine in vendita sul lungomare di Reggio Calabria il venerdì. Vi aspetto numerose se volete accelerate pure, accelerate il processo di impoverimento, portate tutti i vostri soldi che noi le distruggiamo. Che io poi vi chiamo a Muccina, a Raubova, a Toscana, a via discorrente, a Compagnia Cantante e Compagnia Bella, che sono due sorelle, Compagnia Cantante e Compagnia Bella, e vi faccio organizzare una messa di requiem, curi contra cazzi. Statevi bene, povertà per tutti, sempre. Scusi maestro, no, maestro, la prego, si è dimenticato Errante, è immobilizzato, non può fare così. Maestro, Stavo tentando di passare sotto la telecamera, mi ho sentito chiamare. Errante, lasciamolo così, non va danni. Maestro, la prego, lo liberi, noi dobbiamo anche chiudere, cioè lo liberi, è una cortesia, le chiedo personalmente. Va bene. Io la ringrazio, ma non posso... Pasciaganza, pasce godamo a chi se me le smova fre. C'ho l'autista, raga, me ne insomma. Grazie povertà mille. A tutti, poveri a tutti poveri. Chi se ne meritate? Tutti poveri. Dopo questo invito alla povertà, ma cosa è successo Errante? Si rende conto di quello che, del rischio che... Molti riproduci che hanno fatto per anni a Domenica Inn quando chiamavano anche la Iattola, come si chiama, un maestro incantatore che ipnotizzava. Giuca Scasella. Bravo. Dopo Giuca Scasella li vedi a tutti quanti. Quando lo dirò io. Ma è tornato. Cosa è successo? Non mi sono accorto di nulla, tranne che dei dolori scapolari mortificanti. Per la postura. Infatti per la postura che mi ha fatto mantenere, ma che c'è stato un collegamento, ricordo nulla. Guardi, glielo ricordo io, stavamo parlando con Merluzzetto Pirani, con il maestro, circa il problema dei rifiuti. Dei rifiuti, è stato positivissimo, però ha ritenuto opportuno, arrivato a un certo punto, io non ha bloccato, ho sì, perché tutte le cose poi si bloccano dalle nostre parti, ti bloccano il cinema, ti bloccano l'università, ti bloccano il teatro, ti bloccano... E sto seguendo, grazie a Teleeuropa Network e a tante testate giornalistiche e televisive, la voglia da parte delle massime sfere della sanità calabrese di voler trasferire l'unità di ricerca biotecnologica, un'eccellenza, da Aprigliano, provincia di Cosenza, la vogliono trasferire, non lo so dove, la vogliono trasferire, distruggendo quello che boh, onestamente mi si aggrizzano in carne proprio quando dico questa cosa, però vorrei ricordare a tutti quanti ci seguono, anche i commissari inclusi, che nessuno è salvo dal cancro, sia esso del sangue, quindi le leucemie, o ad altri organi in movimento, ovvero fissi del nostro organismo, per cui non c'è una garanzia che voi stessi non dobbiate ricorrere alle eccellenze, perché l'unità di ricerca biotecnologica, supportata da AIL nazionale, AIL Cosenza, è arrivato il presidente nazionale per urlare insieme al responsabile scientifico, il professor Morabito, e quindi Amadori, presidente nazionale, Morabito,
referente scientifico di AIL Italia, no? Associazione italiana contro le leucemie. Io soltanto a dirlo, questo termine, mi impaurirei e farei di tutto per proteggere la gente, il popolo, chi non può permettersi le cure. I famosi viaggi della speranza. Quindi... Invece a loro non ne fotta proprio niente, perché hanno fatto già il progettino e lo chiuderanno. Io vi auguro che possano, se doveste chiudere la URB di Aprigliano, mi auguro che voi possiate essere chiusi nella disperazione della vostra malattia solitaria, perché non c'è situazione più brutta di essere malati, gravemente malati, ed essere soli, che la solitudine possa abbracciarvi, nonostante siate convinti di avere trovato il compagno giusto per la vostra vita. Veramente vi auguro questo, che nella solitudine possiate godere della malattia. Dice Errante, ma lei diventa una bestia. Purtroppo sì, è uno dei miei tanti difetti, abbracciati, accolti, annusati da questa magnificenza che è il nostro Fabio Bonifacio Vincenzi. Comunque volevo dirle anche questo, al di là dei blocchi, e questo è fondamentale ed è un appello giustissimo, quello che ha appena fatto. Blocchi, ci sono blocchi autostradali, ormai no, i cantieri che ripartono, le zone isolate, in questo procedimento straordinario di sviluppo e di disegno, di crescita della nostra regione, ed è angosciante. Ma Merluzzetto Piragna, per tornare ai rifiuti, che è un altro... ci ha detto che comunque il problema si risolverà, da profezia si risolverà, ci vorranno non prima all'inizio pensavo 6-7 giorni, 6-7 mesi, no, ma il 6 era seguito da uno 0, 60-70 anni dice che ci sarà una possibilità di avere una terra civile, di vivere in una terra dove veramente no, i rifiuti verranno stoccati. Decorosa dell'umanità dei calabresi, di quel 60% che ancora non ha deciso chi votare, favorendo col 40% dei votanti sempre la stessa politicheria, gli stessi politicanti, medesima bullocrazia. Il tempo è tiranno, da Fabio Vincenzi Bonifacio e da Francesco Errante. È tutto, è tiranno, è finito. Grazie Luca Chito.